In occasione della Quaresima mi sento convinto di compiere un gesto che nasce dal Vangelo e ci riconduce al Vangelo. Questo è l'inizio della lunga riflessione che ha portato il Vescovo di Padova ad annunciare la progressiva e graduale reintegrazione nel servizio ministeriale di Don Roberto Cavazzana, l'ex prete di Carbonara di Rovolono, coinvolto nello scandalo a luci rosse che aveva travolto la diocesi di Padova a fine del 2016 e che aveva avuto come protagonista il parroco di San Lazzaro Andrea Contin, rinviato a giudizio per violenza privata. Totalmente diversa la posizione di Don Cavazzana, che appare solo nella veste di testimone nell'indagine. Il suo nome era stato fatto da una donna amante di Don Contin. È un gesto che compio dopo aver ascoltato parecchi di voi, ma che impegna la mia paternità spirituale e pastorale, di cui mi assumo la responsabilità e le conseguenze di fronte a voi, di fronte ai cristiani delle nostre comunità, di fronte alla nostra società, continua il vescovo. Don Roberto Cavazzana, finito 2 anni fa sotto i riflettori della ribalta mediatica per comportamenti inadeguati per un prete, per oltre un anno ha vissuto fuori dalla diocesi, in una comunità religiosa dove ha compiuto un percorso adeguatamente accompagnato di rivisitazione personale della propria vocazione, concordato proprio con il vescovo. Dallo scorso settembre il sacerdote è rientrato in diocesi a Padova, ma prima di essere reintegrato pienamente gli è stato chiesto di prestare per un anno servizio di volontariato in 2 realtà diocesane che si occupano di persone disagiate. Don Roberto Cavazzana ha spiegato al vescovo Claudio, accogliendo la richiesta di perdono che con leggerezza ha suscitato disagio, smarrimento, sofferenza e interrogativi tra i fedeli nelle nostre comunità, chiede di essere perdonato e di poter continuare a fare il prete. Come padre accetto la sua domanda di perdono e la richiesta di continuare a proseguire il suo cammino spirituale.